Buongiorno, Focus Bollettino Coltura Erbacea aggiornamento. Stiamo affrontando nelle ultime puntate la difesa integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo e abbiamo già visto come per controllare le notue e per ridurre il rischio di danno da uccelli la difesa integrata prevede soluzioni efficaci senza utilizzare fitofarmaci di sintesi, che quindi il target della difesa integrata da queste due avversità è zero trattamenti con fitofarmaci di sintesi. Ora affrontiamo altre due avversità da considerare nelle prime fasi di sviluppo, le virosi e la diabrotica. Allora, per quanto riguarda le virosi il rischio è molto basso, vi è ancora un rischio soprattutto per i mais coltivati vicino a dei prati stabili e questo rischio normalmente viene gestito utilizzando degli ibridi tolleranti. Molti ibridi, la maggior parte, sono tolleranti e quindi normalmente attraverso la via genetica si riesce a evitare danni e a evitare l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi. Invece per la diabrotica ci sono soluzioni sempre nell'ambito della difesa integrata basate sulla rotazione culturale, sull'avvicendamento culturale. Le sperimentazioni condotte nel mondo ed anche nella nostra regione e nel nord Italia hanno evidenziato come ci siano soluzioni ben efficaci basate su un intelligente avvicendamento delle culture. Vi è un primo approccio, che chiamiamo di rotazione strutturale, di avvicendamento strutturale, in cui il mais è solo una delle culture in rotazione, normalmente non rappresenta più di un terzo della rotazione, ad esempio frumento mais a soia o frumento soia mais. In questi avvicendamenti strutturali non si sono mai osservati incrementi delle popolazioni di diabrotica tali da creare danno e mai nelle osservazioni su ben più di 10 anni sono stati osservati danni radicali al mais che è avvicendato. Quindi la rotazione strutturale di fatto risolve questo problema e dà altri benefici dovuti proprio alla rotazione delle colture, a prescindere dal controllo di parassiti specializzati come la diabrotica. Vi è però anche un'altra possibilità, quella che noi abbiamo chiamato la rotazione flessibile o l'avvicendamento culturale flessibile. In questo caso il mais può anche essere ripetuto più anni perché ho bisogno di unità foraggere per la stalla e preferisco averle dal mais, faccio più anni di mais e faccio monitoraggio negli appezzamenti a mais della mia azienda utilizzando questa trappola che è diventata uno standard per rilevare il livello di popolazione della diabrotica e in base ai risultati di questo monitoraggio, come vedete, catturo gli adulti, questi sono alcuni adulti catturati dalla trappola nella precedente stagione. Facendo questo lavoro io riesco a stabilire quando supero la soglia che è di 6 adulti per trappola al giorno, come media di un periodo di 3-6 settimane dall'inizio dell'emergenza del volo della diabrotica. Se supero questo livello, la rotazione flessibile, l'avvicendamento flessibile prevede la rottura della monosuccessione. L'anno successivo non andrò a seminare mais su quegli appezzamenti. Così facendo riduco i livelli delle popolazioni e quindi tengo basso il rischio di avere danni da diabrotica. Ci sono pubblicazioni fatte anche da Veneto Agricoltura come si evidenzia nel dettaglio come applicare anche la rotazione flessibile, l'avvicendamento culturale flessibile. Quindi vi invitiamo a leggere i bollettini inviati via mail o consultare i bollettini Colture Erbacee sul sito di Veneto Agricoltura, che sono
pubblicati in continuazione anche più volte alla settimana per tenere aggiornati e per dar conto dei risultati della stagione precedente e anche delle altre e di tutte le novità che la scienza e la tecnica mettono a disposizione giorno per giorno, mese per mese in merito alla difesa integrata. Alla prossima!